Uno dei temi del giorno, se non il tema del giorno, è quello dei vaccini. Lo avrete letto tutti, avrete sentito anche nel corso dei nostri telegiornali in questi giorni. La questione di AstraZeneca, danni, benefici che possono apportare. Ne parleremo anche in tutta questa puntata di Screenshot che vi terrà compagnia per circa 25 minuti. Non vogliamo parlare solo di AstraZeneca, ma anche di quello che è il vaccino italiano e andiamo a scoprirlo insieme al direttore della pneumologia della SUGI, quindi l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ovvero Marco Confalonieri, che è anche professore all'Università di Trieste. Salve, la vedo collegato con noi. Buonasera. 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 Allora, si parla di questo vaccino italiano. 26 centri se non sbaglio in tutta Italia, 900 volontari, fase 1 già fatta, fase 2 quella che è iniziata già oggi. Facciamo un passo indietro per capire che cos'è questo vaccino italiano. Sì, c'è un centro anche in Germania. C'è È anche un un centro se non sbaglio ad vaccino, Hannover. sì, è un vaccino che è simile come concezione a quella di Johnson Johnson e in parte anche AstraZeneca. Ha superato brillantemente la fase 1, che è quella che vuole garantire la sicurezza del prodotto. Adesso siamo in fase 2. Cosa vuol dire fase 2? Vuol dire che nell'arco di circa 2 mesi si faranno in questi centri che sono stati selezionati dallo Spallanzani delle prove per valutare se è sufficiente una sola dose senza richiamo come Johnson Johnson, oppure se è necessario fare il richiamo per ottenere una buona immunizzazione, quindi una produzione valida di anticorpi contro la proteina S del coronavirus. Si tratta di un vaccino basato su un virus di primati, in particolare in questo caso di gorilla, che è stato preparato e allestito da una ditta italiana, Reitera, che ha avuto il sostegno del governo italiano proprio per poter avere un vaccino di produzione nazionale. E questo vettore virale presenterà, una volta iniettato, proprio questa proteina S che rappresenta la chiave per entrare nelle cellule umane e quindi venendo riconosciuto nel nostro organismo come una sostanza estranea produrrà diciamo, la risposta immunitaria che poi è quella che serve per il vaccino. Nel studio di fase 2 che si è iniziato oggi da noi a Trieste, noi andiamo a verificare appunto il confronto tra una sola dose e 2 dosi, quindi anche il richiamo di vaccino. Se si avrà una sufficientemente valida risposta con una sola dose, poi con la fase 3 che inizierà da fine giugno in poi, noi potremo valutare la modalità più efficace, si spera anche con una sola dose, per poter fare la fase 3 che ha lo scopo invece di avere poi l'autorizzazione per la messa in commercio e quindi anche l'introduzione nel piano vaccinale nazionale. Ecco, fase in commercio di quanti dosi più o meno ci potrebbero essere? O una o due, bisogna vedere com'è il risultato della fase attuale di studio. S- Poi, con quella che risulterà più valida, si farà la fase 3, quindi potrebbe esserci una fase 3 con una sola dose o una fase 3 con dose più richiamo. Sì, Vedremo i risultati della fase 2 per la decisione su come sarà la fase 3. Ecco, per quanto riguarda la fase 1, che risultati e risposte ci sono state date comunque? Sono state buone? È andato tutto a Sono posto? state Perché sennò... ottime per quanto riguarda diciamo, la tollerabilità e gli effetti collaterali minimi, per cui diciamo, siamo fiduciosi anche nelle fasi successive, ma aspettiamo di vedere i risultati. È uno studio comunque scientifico con tutti i crismi, quindi verranno fatti tutti i controlli anche per la sicurezza dei volontari e verrà misurato in particolare il livello di anticorpi prodotti eh, mese per mese. Ecco, quanti sono, ha parlato di volontari, quanti sono i volontari lì per quanto riguarda Qui a a Trieste Trieste? saranno una ventina, comunque a livello nazionale sono qualche centinaio. Senta, Poi nella fase 3 saranno ancora maggiori
il numero di soggetti coinvolti. Lei mi ha detto che circa 2 mesi, insomma, andrà avanti questa fase. Voi siete comunque ottimisti in tutto questo? Come si svolge in questi 2 mesi? Giusto per capire dal punto di vista tecnico, perché bisogna attendere 2 mesi? Anche per far capire un po' alla gente. Beh, oggi c'è stata la prima valutazione medica, esami, anamnesi, tutta una serie di accertamenti iniziali, poi si è fatto nei soggetti che sono risultati idonei la prima dose di vaccino. Dopo 21 giorni ci sarà o la seconda dose di vaccino o il placebo e quindi poi verranno valutati la quota di anticorpi ogni mese. Dopo 2 mesi si apriranno le buste per capire se c'è una quota di risposta immunitaria, quindi anticorpi sufficienti anche con una sola dose oppure con 2. In base a quello si deciderà sul proseguo dello studio. Ecco, quando prima dicevo della messa in commercio, comunque non intendevo solo, nella mia domanda precedente, non solo se serviva una dose o 2 dosi, ma diciamo anche quante dosi sono previste, non so, 50 milioni piuttosto che 100 milioni, ecco, dicevo, di dosi Per la della produzione? popolazione, della provvigione, certo. No, ma la produzione poi, diciamo, questo non dipende dallo studio, questo dipenderà dai risultati dello studio, ovviamente, e si spera che la produzione sia la maggior possibile. So per certo che lo Stato italiano ha finanziato questo progetto scientifico e nel finanziare si è assicurato che la maggior quantità di dosi che verranno prodotti all'inizio saranno destinate all'Italia. Senta, e per quanto riguarda un po' tutto questo cancan, chiamiamolo così, su AstraZeneca, che idea si è fatto di questi rischi e benefici, di questo rischio trombosi, della gente che magari rischia adesso di non prenotare perché ha paura e magari può avere delle ripercussioni sull'intera campagna vaccinale? Ma non penso che ci siano ripercussioni su tutta la campagna vaccinale. Io ovviamente sono attento alla valutazione con la massima serietà di tutti i possibili rischi reali rispetto a quelli, diciamo, solamente supposti che devono essere dimostrati. Noto come la Gran Bretagna abbia ottenuto dei risultati eccezionali fino adesso, nel senso che ha avuto un calo drastico dei casi e anche della mortalità e loro hanno già in programma un'apertura che per dei varie attività che per quanto riguarda l'Italia non c'è ancora. Abbiamo tutti presente la conferenza stampa che ha fatto il primo ministro 2 giorni or sono in cui annunciava anche l'apertura dei pub, anzi lui sarebbe stato uno dei primi ad andare, ecco, la prossima settimana. Questo è un qualcosa che in Italia non è ancora in vista. Io penso che la tenacia decisione degli inglesi che hanno usato solo AstraZeneca sia un esempio da seguire, perché comunque i risultati ci sono stati. Quando, senza entrare nel merito di quello che decide o non decide EMA, e senza entrare nel merito anche di scelte che siano politico-scientifiche, ma quando EMA dice lascio libera scelta nell'utilizzo agli singoli stati tra utilizzare AstraZeneca over 60, under 60 e poi lo Stato italiano dice che è consigliabile per gli over 60, a questo punto già si comincia a ricambiare le carte in tavola che ci sono. Non si rischia di fare anche un po' troppa confusione? Ma certamente quello l'ha detto lei e io non posso che concordare con quello che ha detto. L'esempio della Gran Bretagna, l'esempio di Israele, direi anche degli Stati Uniti, sono, per non parlare della Cina, sono quelli di paesi che indipendentemente dal sistema politico hanno preso una via e l'hanno perseguita con molta decisione ed energia. Io penso che non ci siano al momento altre strade che non quella della ricerca scientifica e dei vaccini, non vedo alternative. Senta, detto da un direttore di pneumologia come lei, ma anche da un professore, insomma, che fa ricerca costantemente, essere scelto tra i 25 centri in Italia, più uno ovviamente anche all'estero,
le dà orgoglio in questo, cercare di collaborare nella ricerca? Assolutamente, io credo, non solo perché sono docente universitario, ma credo veramente che la ricerca scientifica deve essere sempre più vicina alla pratica medica e sia la soluzione di tanti problemi. Non possiamo fare a meno della ricerca scientifica per venire fuori da questo disastro che è stata la pandemia. E gli effetti non sono solo sanitari, ma sono anche sociali, sono anche economici. Realmente è la strada maestra, non abbiamo altra strada. Noi ovviamente abbiamo collaborazione con lo Spallanzani già dalla prima ondata pandemica, abbiamo fatto uno studio sull'uso del cortisonico nelle polmoniti gravi a cui aveva partecipato anche lo Spallanzani e penso per questa consuetudine nei rapporti scientifici siamo stati presi in considerazione anche per la sperimentazione di questo vaccino italiano. Bene, confaloniere, io la ringrazio per questo suo apporto dal punto di vista scientifico, le faccio anche i complimenti da parte di tutta la redazione, i complimenti vanno anche ai suoi collaboratori, per quelli che vogliono Grazie. contribuire alla scienza in questo difficile momento, o come ha detto lei, insomma, tutto torna utile, soprattutto quello che state facendo per la scienza. Grazie mille, la saluto. Dobbiamo fare tutto il nostro sforzo per uscirne e credere comunque nelle vaccinazioni. Grazie. Bene, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti, parleremo dei rischi e dei benefici di alcuni vaccini, in particolar modo di AstraZeneca. Cercheremo di fare un po' di chiarezza per voi telespettatori. Puntuali, torniamo dalla pubblicità, vi avevo detto che parlavamo di rischi e benefici dei vaccini e oggi abbiamo un altro importante ospite che è Carlo Puccillo, professore di patologia generale e immunologia dell'Università di Udine, collegato con noi sempre via Skype. Eccolo qui che lo abbiamo. Buonasera. Buonasera a voi. Allora Puccillo, prima avevamo Confalonieri dell'Università di Trieste che ci parlava del nuovo vaccino italiano perché stanno facendo questa fase 2 di sperimentazione. Parliamo invece di quella che non è una sperimentazione ma di veri e propri vaccini in questo momento tra AstraZeneca, Pfizer, Moderna che insomma sono già in produzione, c'è già l'immunizzazione che è già iniziata. Rischi e benefici innanzitutto, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, soprattutto su AstraZeneca. Se mi permette faccio una piccolissima precisazione che riguarda sia i vaccini di AstraZeneca che gli altri, sia in generale quello che è la situazione che stiamo vivendo. Negli ultimi 30 giorni abbiamo avuto 12.000 morti, penso che sia un numero abbastanza rilevante. Non sto a sottolineare perché penso che quotidianamente il bollettino, che sembra che è un bollettino di guerra, viene riportato dai vari quotidiani o mezzi di informazione, riportano migliaia di persone che sono ammalate o che sono colpite o che sono infette. Molte di queste sono ricoverate. Ricordiamoci che ringraziando quello che è la medicina, non andranno incontro ad un esito finale, ma sicuramente soffriranno di quello che sono alcune conseguenze molto importanti come la fibrosi polmonare, esiti cardiovascolari che saranno nel futuro foriere di patologie molto gravi. Quindi il vaccino che sia AstraZeneca o qualsiasi altro sono dei vaccini che hanno sicuramente degli effetti collaterali come qualsiasi altra cosa, ma reputo che sia anche, indipendentemente dall'effetto collaterale che il vaccino può dare, una grandissima arma che noi in questo momento possiamo avere. Noi non possiamo considerare quello che è l'effetto collaterale, mi scusi la contraddizione di termini, può avere sull'individuo, ma quello che dobbiamo considerare è quello che è l'effetto che la vaccinazione ha sulla prevenzione e sull'evitare quello che è la diffusione della patologia all'interno della collettività. Noi abbiamo un numero enorme di infetti giornalieri, circa il 10% della popolazione friulana ha contratto la patologia o è stata infettata e parte di questo è stata anche ricoverato e ha avuto esito molto grave di infausto.
I vaccini come l'AstraZeneca o anche altri hanno la stessa probabilità di effetto collaterale che un meteorite può colpire l'individuo attraversando, uscendo nel cortile, o lo stesso evento infausto di attraversare la strada senza stare attenti al semaforo. Io in questo momento non sono sicuramente in grado, ma come nessuno, di dire se il vaccino dell'AstraZeneca o un altro tipo di vaccinazione può essere nel singolo individuo, non nella collettività, foriero di un effetto collaterale. Ma quello che io chiedo a chiunque è, diciamo, la probabilità di contrarre la patologia, quindi di essere infettato dal virus, è sicuramente superiore a quella che è l'effetto collaterale che potrebbe dare il vaccino, molto molto più limitato. Abbiamo avuto nel corso di questi ultimi 3 mesi, cioè il periodo in cui l'AstraZeneca, così come gli altri vaccini che sono stati utilizzati, abbiamo avuto un numero di effetti collaterali e quindi anche di esiti infausti che è stato intorno a un centinaio, unendo insieme quelli del Pfizer, del Moderna, dell'AstraZeneca. Dico 100 in circa 3 mesi, quindi in totalità nell'Europa circa 30 casi letali, c'è una popolazione infetta molto elevata. In un unico mese in Italia, quindi non in Europa, 12.000 casi infausti, cioè di morte. Penso che il rapporto costo-beneficio sia a favore della prevenzione della vaccinazione. Certo. Ci ha fatto capire, Inoltre, insomma, anche facendo il paragone praticamente tra quello che può causare direttamente la malattia, il Covid, rispetto a quello che può causare nei suoi effetti collaterali il vaccino, si può far capire quali sono i rischi e i benefici semplicemente senza spiegare dove possono andare questi effetti collaterali. Senta, io le faccio una domanda che avevo già fatto precedentemente, prima della pubblicità con Falonieri. Quando EMA dice lascio libera scelta comunque alle nazioni, ai paesi come l'Italia di fare un vaccino tra over 60 o under 60, quando l'Italia dice è consigliabile in questo momento fare agli over 60, non può creare da una parte suggestione nella gente e dire non mi fido più di questa campagna vaccinale e non avere un'obbligatorietà, una strada decisa, perché se la scienza viene meno la gente ovviamente non riesce a crederci più di tanto. Pensa che si possa creare un po' di confusione nelle persone? Certamente vorrei semplicemente chiedere a voi che siete organi di diffusione dell'informazione di utilizzare una terminologia, non dico lei, dico in generale, quello che sia una terminologia che sia corretta. Allora, un conto è quello che diciamo che la scienza può dire che fa e quello che deve essere comunicato. Allora, il processo di generazione di un vaccino e quindi di produzione e di sviluppo è un processo che dura anni. Quindi significa che c'è una fase di sviluppo di comprensione di quello che sono le singole piattaforme, quindi adenovirale, RNA. Oggi ne abbiamo sentito discutere, diffondere differenti, ce ne sono moltissime. La rapidità di sviluppo e soprattutto anche quella che può essere considerata l'efficacia dei vaccini. L'AstraZeneca sembra sia inferiore rispetto a quello che può produrre Pfizer, uno protegge più di uno rispetto ad alcune varianti rispetto ad altre. Il problema fondamentale è quello che siamo di fronte ad una pandemia, cioè un effetto di una diffusione di un virus che è letale, un virus che è molto simile, tra virgolette, per quello che è stata la sua diffusione a quello che è stata la spagnola. I picchi, se lei va a valutare quello che è stata la storiografia della diffusione della pandemia della spagnola, sono pressoché equivalenti, cioè i 3 picchi, siamo adesso nella fase del terzo picco, quindi noi abbiamo adesso soltanto 2 problemi fondamentali: la grande diffusione della comunicazione e quindi anche della diffusione del virus, e quello della possibilità che adesso abbiamo delle armi che, se opportunamente utilizzate, la separazione degli individui dagli uni dagli altri e quello della diffusione dei vaccini, possono permettere di controllare la patologia. I vari vaccini sono differenti uno dall'altro. È anche chiaro certamente che nella
popolazione c'è anche la necessità di comprendere che io singolo, che vado a vaccinare con un vaccino piuttosto che un altro, vorrei avere la sicurezza assoluta, ma entra diciamo, la percezione personale di essere sicuramente protetto in futuro, ma di non avere nessunissimo effetto collaterale. Però faccio un passo indietro. Tutti quelli che spesso hanno del mal di testa o che hanno delle piccole linee di febbre utilizzano il paracetamolo, l'acetilsalicilico, cioè l'aspirina o qualsiasi altro farmaco, sono esposti a degli effetti collaterali che sono addirittura superiori a quello che il vaccino potrebbe produrre, che sia AstraZeneca oppure gli altri. Sicuramente normalmente un vaccino richiede alcuni anni perché possa essere valutato e possa essere considerato utile in varie fasce di popolazione. Non siamo in quella fascia di possibilità, in quel periodo in cui possiamo permetterci di aspettare che i studi, che siano per i bambini, per gli adulti o per le persone fragili, siano prodotti. Certo. Certamente quello che potremmo dire è che c'è stato un errore, io penso dal punto di vista governativo, regionale o altro, nello sviluppo di un piano vaccinale. Se lei considera che le singole regioni hanno utilizzato criteri differenti nell'arruolamento delle persone da vaccinare, non c'è stata la capacità di comprendere quali erano le fasce di età che dovevano essere realmente vaccinate, che non dovevano essere vaccinate popolazioni o fasce della popolazione che avessero dei poteri contrattuali, e penso che Draghi l'abbia detto in uno dei suoi ultimi interventi. Certo, lei avrebbe, sarebbe stato da cambiare praticamente, sarebbe dovuto magari andare per fasce d'età, come magari è andato qualche altra nazione, faccio un esempio la Gran Bretagna, ecco. Anche l'Israele ha iniziato, certo. Io ho moltissimi colleghi israeliani, è una popolazione di 8 milioni, molto limitata rispetto a quello che può essere l'Italia, 60 milioni, ma io considero che poiché ogni singola regione si è comportata indipendentemente rispetto alle altre, il Friuli è molto più piccolo di Israele, poteva operare in maniera differente. La stessa cosa la Lombardia, l'eccellenza della sanità italiana. Le faccio una domanda provocatoria a questo punto, ma lei è stato vaccinato comunque come professore universitario a questo punto? Io sono stato vaccinato perché rientro in una categoria che viene considerata fragile, logicamente. Entriamo in aspetti diversi. Ok, sì, però dico da professore universitario magari in questo momento c'era meno impellenza a vaccinare lei rispetto ad altre persone. Le faccio soltanto, logicamente entriamo nel personale che esula un attimo dall'intervista. La prima richiesta di vaccinazione, cioè la prima volta in cui mi hanno chiesto di vaccinarmi, io ho rifiutato semplicemente perché la persona che era dopo di me era un'infermiera all'interno dell'unità operativa di terapia intensiva che operava direttamente a contatto. Ho detto, dal mio punto di vista era prioritaria quella categoria piuttosto di me, che sono paziente fragile. Logicamente non sto a dire per quali motivi certo. Sono paziente fragile, perché rientra in una sfera personale, ma posso dire che ne ho diverse di fragilità. Ma senza nessun problema. No, ma voglio dire, rientra in quello che può essere un aspetto di essere parte di una società, che secondo me è fondamentale in quello che è l'acquisizione o la responsabilizzazione all'acquisizione di un rischio. E questo secondo me è una condizione sine qua non che permette di limitare anche la diffusione di quello che è la patologia, cioè superare gli egoismi, ma essere in grado di rendersi conto di quello che è la necessità dal punto di vista sociale, etico e logicamente anche scientifico di accettare anche un minimo rischio che è inferiore a quello di contrarre la patologia. Pucillo, il tempo è scaduto, però lei ci ha dato una grande lezione dal punto di vista di docente e dal punto di vista umano. Glielo dico veramente col cuore per quello che lei ha detto anche la sua ultima testimonianza. Sono a disposizione se avete ulteriori richieste, necessità o domande. Grazie mille allora per questa intervista rilasciata a noi. Grazie mille, buona serata.
Bene, noi torniamo domani con Screenshot, ultima puntata della settimana, sempre alle 19:45. Vi ringrazio per la cortese attenzione, arrivederci.